Nel giorno dell'ingresso in vigore del Green Pass obbligatorio per entrare nei posti di lavoro, noi rilanciamo ancora una volta, come CISL Veneto, il nostro appello a tutte le lavoratrici e ai lavoratori del Veneto di vaccinarsi. Ci rivolgiamo a quella minoranza che ancora non si è vaccinata e pensiamo che questa sia la strada migliore per uscire velocemente dalla pandemia. Arriviamo all'ingresso dell'obbligatorietà del Green Pass con queste ultime settimane fatte di tante assemblee, incontri nei luoghi di lavoro con lavoratrici e lavoratori. Abbiamo ascoltato tutti nel rispetto delle scelte che ognuno ha voluto fare. Abbiamo cercato di tutelare anche le persone che non si sono vaccinate, costruendo le condizioni perché si possano presentare regolarmente al lavoro, ma soprattutto abbiamo avuto e continuiamo ad avere un grande rispetto, una grande attenzione verso la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono quelli che si sono vaccinati, che hanno compiuto pienamente il loro dovere civico e che ci stanno accompagnando fuori dalla pandemia. Nel frattempo, domani, sabato 16 ottobre, parteciperemo insieme a altri 1700 iscritte e iscritti della CISL alla grande manifestazione nazionale unitaria di CGIL e CISL UIL, una manifestazione per la coesione sociale, per lo sviluppo, per il lavoro e contro i fascismi. Una manifestazione che abbiamo deciso di fare una settimana fa, dopo il vile attacco alla sede nazionale della CGIL, ma che è stato solo l'apice di una serie di attacchi, ingiurie, offese, scritte fuori dalle sedi della CISL, anche in Veneto e nelle altre regioni. Il sindacato è stato messo sotto attacco in questa fase, ma ha continuato a fare il bene delle lavoratrici e dei lavoratori. E quindi domani saremo a Roma e invitiamo tutti a seguire con attenzione questa manifestazione.